Basta trovare un caso positivo, un sospetto positivo, che per le linee guida siamo costretti a chiudere una classe. Non possiamo permetterci assolutamente che questo venga portato avanti, perché significa creare il lockdown della scuola. Non usa mezzi termini il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca. Se si procede con questo ritmo, nel giro di un mese tutte le scuole della provincia avranno chiuso i battenti. Ad oggi sono 19 le classi in quarantena per un totale di 372 alunni e 26 tra insegnanti e personale scolastico. A fronte dell'enorme mole di tamponi da eseguire, 635 quelli effettuati ieri a Treviso con l'individuazione di 16 positivi, l'ULSS 2 si sta attrezzando ampliando gli orari per l'effettuazione dei test non solo al mattino ma non stop dalle 7 alle 19. Da oggi siamo partiti con 2 fasce orarie distinte, quindi dalle 7 alle 12 sarà dedicato ai bambini e dalle 12 fino alle 19 per l'altra utenza, insomma per gli adulti. E dopo le lunghissime code di ieri alla dogana di Treviso, sito allestito per il test in drive-in, la situazione oggi è decisamente migliorata con attese assai più brevi. Resta il problema della normativa che prevede il tampone in presenza di sintomi sospetti, dalla febbre alla tosse, sintomi frequenti nei bambini con la riapertura delle scuole. Ci stiamo orientando e noi speriamo che in questo caso il Ministro dia l'ok e anche l'Istituto Superiore di Sanità a poter utilizzare il tampone rapido antigenico direttamente in classe. Ne ho già parlato con la professoressa Sardella, la quale è d'accordo, si aspetta questo ok del Ministero, perché nel momento in cui la classe segnala una persona positiva, sia un operatore sia uno studente, noi arriviamo, facciamo il tampone rapido a tutta la classe. In questo modo, secondo il direttore dell'ULSS, sarà possibile evitare la chiusura delle scuole causa quarantene, che potrebbero essere evitate. Questo anche alla luce dei dati. Ad oggi su 3.322 tamponi a minori eseguiti nei drive-in, solo 2 sono risultati positivi. Sul fronte degli altri contagi resta chiuso il reparto di medicina dell'ospedale di Castelfranco per la quarantena di 13 tra OS, infermieri e medici e 6 pazienti. Resta infine alta l'attenzione nelle case di riposo della Marca, con 77 persone complessivamente positive, 54 ospiti e 23 operatori.